Riprendiamo la trasmissione, lavoro in corso, sempre con Pietro Caruso e sempre con il nostro ospite che è Michele Daniello. Sapete che parliamo di onconauti, abbiamo sentito il dottor Giordani che fra l'altro risentiremo tra un po', ma intanto sentiamo, visto che è qui, il signor Daniello, scultura e impresa. Io qui ho un testo, Daniello, ci spieghi un attimo di cosa si tratta, è un catalogo, lo facciamo, lo inquadriamo. La telecamera è qui, eccola qua, ecco qua. Ci spiega un attimo come nasce questa? Nell'ambito dell'arte contemporanea gli artisti cercano di portare messaggi nuovi. Io all'interno di questo meccanismo dell'arte credo di occupare uno spazio che da molto tempo è rimasto vuoto, sì? Che è lo spazio dei valori. Ecco, nella mia scultura mi occupo dei valori umani. È un compito abbastanza gravoso perché ovviamente bisogna parlare di questi valori in modo universale, perché quando si parla di valori non si può parlare dell'Occidente, dell'Oriente, bisogna avere una visione diciamo molto universale. Ecumenica. Esatto, perfetto, perfetto. Quindi toccare alcuni aspetti ma con molto rispetto e con molta discrezione. Perché? Perché ovviamente l'arte per essere universale deve contenere queste realtà universali. Ecco, siccome io mi occupo nell'arte quindi di questo tema, il modo per esprimerlo è stato quello che da sempre ha caratterizzato il mondo dell'arte, anche nell'antichità, che è il simbolo. Utilizzare un'arte simbolica. Sì. E siccome nel simbolismo, pensando alle neuroscienze, quindi prima parlavamo del discorso del bene, del benessere, questo benessere... Scusi, ma ci stanno mandando segnali dalla regia. Lei vada pure avanti un altro 2 minuti, poi risentiamo Giordani e poi finiamo con lei. Sì, siamo reali, per cui alla fine... Certo. Posso continuare? Come no, certo. E quindi il simbolo è tutto ciò che noi possiamo utilizzare, un artista può utilizzare per incidere profondamente nell'animo umano. Le neuroscienze di cui stavamo parlando prima sostengono che la nostra mente parla un linguaggio simbolico, cioè nel senso che al di là della nostra razionalità ci sono dei codici formali, anche materici, che parlano direttamente alla nostra mente in modo molto discreto, molto diciamo soft. In punta di piedi. Esatto, in punta di piedi. E, ecco, quindi questo è un linguaggio molto forte perché parlare di valori e farlo in modo simbolico è un connubio abbastanza importante. Io mi occupo anche di neuroscienze, sono uno studioso di neuroscienze. Perché? Perché ovviamente per fare questo percorso che volevo creare nell'arte contemporanea mi sono documentato sulle neuroscienze. Anche perché quando noi pensiamo di creare delle forme per un pubblico, pensiamo che queste forme siano da parte dell'artista inconsce. Quindi immaginiamo un artista che utilizza la sua creatività in modo inconscio. Se invece qui si vuole fare del bene, bisogna usare il bisturi. E in questo caso un artista non si può permettere... Bisturi simbolico. Simbolico, ovviamente, perché no, poi perché sennò... simbolico, perché ovviamente è un'operazione importante. Se vogliamo fare il bene, bisogna saperlo fare. Un artista... si fermi qui perché, no, su questo must. Ecco. Abbiamo ancora in linea il dottor Giordani che non vogliamo tenere oltre. Dottore, è ancora in linea, vero? Buongiorno. Ecco, buongiorno dottore. Ecco, eravamo rimasti su... mi ha spiegati 3 punti, no? Ci ha spiegati 3 punti che sono importanti. Io volevo sapere, dando un po' sulla realtà, questo centro è regionale, si sta allargando... un po' di numeri, un po' di cifre, da chi lo sostiene? Ho visto che fate molte iniziative natalizie, cene, cioè vi incontrate, ecco, ci dà un po' un quadro, ecco. Allora, per sostenere i corsi di riabilitazione integrata, che appunto sono corsi che sono gratuiti per gli utenti e hanno una durata di 3 mesi, e poi a questi fa seguito un corso di mantenimento che è aperto a quelli che, come dire, hanno il piacere di prolungare la propria pratica riabilitativa. Ovviamente occorrono delle risorse. L'associazione ha quindi una sua struttura di fundraising come tante associazioni di questo settore, e le iniziative quindi hanno proprio questo scopo.
Cioè ricerca, per dirla... Mi ha sorpreso proprio la richiesta di come dire, replicare l'esperienza del centro di riabilitazione integrata in alta realtà che si è sviluppata nel corso del 2013. Sì. E queste altre realtà sono sia regionali, e quindi per ora le posso citare Castel San Pietro e Imola in particolare, dove sa che c'è un'altra azienda USA rispetto a Bologna, e dove abbiamo avuto delle richieste formali di attivare lo stesso percorso, sempre e questo è molto importante, in collaborazione e in assoluta complementarietà con l'azienda USA, perché l'associazione è in convenzione con l'azienda USA a Bologna, convenzione non onerosa ma comunque importante, perché permette poi alle persone di avere informazione di questa ulteriore risorsa. Certo. E in alcune sedi extraregionali, che sono in particolare quelle già in fase di attivazione, Torino e Napoli, dove ci sono l'esigenza di riabilitazione integrata, olistica, forse più correttamente, come il dottor Pagliaro, che è uno dei nostri ispiratori, quindi mi ha giustamente suggerito, la riabilitazione olistica è un'esigenza che è presente in tutta Italia. Sicuramente per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna c'è un'enorme sensibilità, perché la struttura pubblica e gli operatori e la stessa dirigenza sono molto sensibili a questo aspetto, perché essendo una regione molto avanzata dal punto di vista dei servizi sanitari, si rende conto che appunto era qualcosa che mancava, insomma. Era una cosa che mancava. Abbiamo avuto da questo punto di vista tanti consensi e tanti incoraggiamenti. Sicuramente, come tutte le attività no profit, è il volontariato che come dire, rappresenta la marcia in più, rappresenta poi la risorsa vincente. Certo. Noi abbiamo a Bologna tantissimi onconauti che sono appunto diventati, oltre che fruitori, anche come dire, propagatori. Ecco. Quindi sono loro che sono l'anima senza i volontari l'associazione non potrebbe andare avanti. Che è una forma, dico dottore, scusi se l'interrompo, che è una forma, come dire, di rientro anche per loro nella vita, proprio organico, nel senso che hanno da affrontare una ricerca di finanziamento, insomma si danno da fare, voglio dire, rientro. Danno da fare, e così facendo, come dire, affrontano anche in maniera molto più esplicita, molto più equilibrata quella che è la propria situazione. Esatto. E quindi poi sicuramente il livello di ansia e non ultimo il gruppo, e il fatto di fare un viaggio così lungo e così difficile come quello della guarigione di un tumore che richiede molti anni, non è che si esaurisce dopo la fine della terapia, no? Perché biologicamente sappiamo che le cellule restano in circolo molti anni prima di essere eliminate completamente. È un viaggio che sicuramente fare in compagnia con persone che hanno lo stesso problema aiuta molto. Siamo nell'ambito, scusi l'accostamento, ma insomma gli alcolisti, cioè stare in compagnia, parlare dei propri problemi sicuramente aiuta. Guardi, c'è il collega Caruso che le vuole fare una domanda. Sì, è sempre collegata al tipo di approccio del centro, perché per moltissimi telespettatori emiliano-romagnoli e delle regioni in cui questa trasmissione va in onda, ovviamente è vero che il centro è attivo, ma è quasi semisconosciuto. Allora, l'approccio fra le arti, oltre alle arti figurative plastiche di cui abbiamo un'eloquente testimonianza oggi, gli aggiungete anche la musica, gli aggiungete altre forme, perché si dice che abbia un effetto coreutico molto importante la musica noi ci siamo dati un approccio rigoroso proprio per dare la massima garanzia alle persone, ai cittadini, che quello che facciamo è un intervento efficace, quindi che è quello di verificare dal punto di vista scientifico gli interventi riabilitativi e quindi necessariamente bisogna procedere per gradi. Allora adesso noi sappiamo esattamente che
l'associazione di yoga, educazione psiconutrizionale e sostegno psicologico di gruppo può migliorare la qualità di vita e il livello di benessere in circa il 90% delle persone che frequentano i corsi. E questo dottore è assodato anche nella storia della medicina, del Tao e del confronto fra medicina occidentale, tradizionale e orientale. Noi scopriamo l'acqua calda, no? Ma lei sa che le cose più efficaci sono le più semplici. Il problema, la cosa difficile è mettere in pratica, no? Far sì che le persone mettano in pratica quei semplicissimi consigli che ogni medico è in grado di dispensare e anche qualsiasi poi persona di buon senso, ma che un conto è dire e un conto è mettere in pratica. Io finché mi limitavo a, esortare i miei pazienti a adottare uno stile di vita migliore, ho ottenuto dei successi scarsissimi, per non dire quasi inesistenti. Da quanto invece abbiamo proposto un percorso gradevole, strutturato, che le persone quindi fanno volentieri e con un'organizzazione precisa, i risultati invece sono cambiati radicalmente e le persone stanno realmente meglio. Quindi, ma se lei però dice, lei non la voglio contestare, ma se voi dite che volete un approccio olistico, questo vuol dire che anche il sistema delle terapie e dei protocolli di cura va mescolate con altre soluzioni, non solo come quelle che sono ortodosse e sono costruite dalla scienza medica ufficiale. Lei tocca un tasto molto delicato e io credo che l'unica risposta sia questa. Noi non pretendiamo di avere la soluzione per tutti i mali, diciamo che abbiamo messo a punto un metodo che funziona realmente, che è in grado di a breve termine di restituire il benessere alla maggior parte delle persone che praticano i corsi, e a medio termine, se uno continua ad avere uno stile di vita corretto, riduce poi anche il rischio di recidivo, di farsi altri tumori, che è una cosa sì. Io credo che bisogna rivisitare tutta l'impostazione del follow-up, quindi di quello che succede dopo le terapie, innestando tutte le terapie complementari che si sono dimostrate efficaci dal punto di vista scientifico, così come succede negli Stati Uniti, non è che li inventiamo noi, no? Quindi credo che tutte le tecniche mente-corpo, tutte le tecniche olistiche possano sicuramente trovare una collocazione importante e proficua nell'ambito dei percorsi oncologici, purché siano appunto si sia dimostrato sul campo, nell'ambito di una ricerca rigorosa, che sono tecniche efficaci. Sì. Perché capito, un conto è fare questo, un conto è, come dire, promettere poi suscitare delle attese miracolistiche che non sempre certo, questo è importante. L'abbiamo visto tante volte. Questo è importante. Dottore, la lasciamo, lei è stato molto gentile, spero che non le si infiammi di più la gola, grazie comunque per la sua conversazione e in bocca al lupo e auguri per il suo lavoro. Grazie, sono io che vi ringrazio. Ma per carità, ci possiamo, se lei ha bisogno, guardi, se le cose vanno avanti, se aumenta, se si allarga questa cosa molto importante secondo me, perché adesso abbiamo capito veramente di che cosa si tratta, lei ce lo faccia sapere che non abbiamo nessun problema poi a divulgarlo. Si ricordi di lavori in corso e di DTV. Sì, poi c'è anche la mail, quindi dottore lei poi ha contatto. La ringrazio molto. Grazie. Se ovviamente ci riuscite a darci poi le indicazioni per il filmato, la faremo contattare. La faremo contattare, dottore. Buon lavoro, grazie di nuovo. Arrivederci. Torniamo da Michele Daniello, che è stato un po' sacrificato questa mattina, ma dovevamo capire molte cose. Siamo rimasti agli stili, ritorniamo. Intanto diciamo una cosa, lei proprio è all'interno di questo centro, nel senso che collabora attivamente, è una delle... Ecco, le spiego un po' la nostra... Ecco, guardi, le dico subito, abbiamo 6 minuti e quindi sono pochi sufficienti. Con il dottor Giordani abbiamo una collaborazione simbolica, nel senso che, come ha detto lui, ha specificato, non è che lui vuole dimostrare scientificamente cose che non sono state dimostrate. Lui vuole semplicemente approcciare ai diversi ambiti, chiamando professionisti in altri campi a dire delle cose che riguardano lo stesso percorso che stanno facendo loro. Io posso parlare nell'arte contemporanea, infatti il bene che il dottore fa agli onconauti io lo faccio nell'arte contemporanea,
a quelli che amano l'arte contemporanea. Quindi il nostro è un metterci insieme per fare conferenze, per parlare del bene a più voci. Ecco, perché ci sono molte iniziative, no? Sì, conferenze, sì, molte cene, iniziative. assemblee, e ne faremo ancora tante altre, perché come abbiamo detto prima... Mi scusi, lei parla sempre del bene, ma quindi lei ha un approccio anche spirituale? Molto spirituale, nel senso che io credo che la spiritualità sia il centro di tutte queste teorie di cui parlavamo prima, cioè nel senso se il corpo per tanti anni dalla cultura greca, da Platone eccetera, è stato diviso in due parti, il corpo e lo spirito, noi ci siamo resi conto con le neuroscienze, insomma, che in realtà la cosa non è divisa, non è neanche divisibile. Mens sana in corpore sano, sì, vabbè. È che il corpo e la mente, sono un tutt'uno, il corpo. Cioè i nostri neuroni fanno parte del nostro organismo ed è anatomia. Quando noi creiamo un pensiero nuovo anche sull'arte, in realtà noi abbiamo creato una connessione neuronale, quindi nel cervello è successo qualcosa. Le nostre idee, i nostri pensieri non sono astratti, sono anatomia. Questo non lo dico io, lo dicono i grandi scienziati. Per cui quello che voglio dire io è se noi attraverso la cultura, e in questo caso io attraverso l'arte, diamo dei messaggi ben strutturati che facciano ricordare questa cosa, cioè che noi possiamo accedere a nuove realtà attraverso la visione, attraverso la vista. Io mi occupo di arte, quindi il senso più importante per me è la vista. E anche il tatto. E anche il tatto, certo, ma quello riguarda l'artista, nel senso quando fa l'opera, mentre chi usufruisce difficilmente molte volte può toccare l'opera, perché voi sapete nei musei le opere non si possono toccare. Quello è un limite. È un limite, ma le neuroscienze... A volte per certe sculture c'è la tentazione, ma non si può. Ecco, lì è stato fatto tutto uno studio su come noi percepiamo la realtà e le neuroscienze, e in particolare la programmazione neurolinguistica, dice che non tutti quanti noi guardiamo la realtà allo stesso modo, perché abbiamo uno dei campi percettivi più sviluppati di altri. Quindi un artista potrebbe benissimo essere un cinestesico nel linguaggio tecnico e quindi fare delle opere che vanno toccate. Io sono per esempio un artista visivo, cioè faccio delle immagini che devono essere guardate, è tutto concentrato nella visione dell'immagine. Sì, ho capito. Anche se lei lavora molto sui materiali plastici, sui materiali d'attualità. Certo. E infatti il progetto Scultura Impresa, che mentre il dottor Giordani crea gli onconauti, Michele Danielo crea Scultura Impresa, per incidere nella realtà contemporanea. Allora, che cosa ho fatto? In realtà in concreto che cosa ho fatto? Ho scelto le più grandi aziende di Bologna, che hanno una vita storica importante nella città. Si parla della Bonfigliore di Tuttori, Poggi Polini Titanio, Mandarina DAC, tutti questi grandi nomi, e ho chiesto loro di farmi scegliere un loro materiale. Ovviamente per me è stato come andare in una miniera e cercare nei magazzini dei materiali che potessero essere coerenti con il mio stile e rivestire la mia opera con un materiale... Poi lei li ha riclassificati? Sì, praticamente li ho rielaborati, ho portato questo materiale in un immaginario molto più estetico. Me li ha fatti un po' rivivere come gli onconauti, il dottor... Perfetto. Non solo, ma la stessa opera, perché sono le piante con seme, rappresentano la crescita dell'azienda, cioè io voglio fornire alle aziende di simboli che parlino di loro. Allora un piccolo seme, questo è nel mio stile ovviamente, un piccolo puntino che quasi non si vede, diventa una grande pianta. Questo è il vaso che è stato tagliato e è diventato una grande pianta. Tutto con stilizzazione ovviamente. Tutto con stilizzazione. E le mie opere sono riconoscibili perché ovviamente io usando il simbolo, vedete, è una pianta fatta con mandrini di macchine meccaniche. Quindi tutti questi cerchiettini sono mandrini di macchine. Ecco, è sempre una pianta che è il seme su cui si è sviluppata la pianta, è stato tagliato il vaso per far vedere che un piccolo modo di pensare crea la nostra realtà. Certo, e l'aggancio, io voglio sapere a questo punto l'aggancio, Daniello, con gli onconauti, cioè vedono queste opere, le guardano, le osservano, le commentano, che cosa succede? Allora, gli onconauti, intanto con il dottor Giordani stiamo collaborando anche nel pensare a scenari di come loro potrebbero percepire l'arte contemporanea. Come vi dicevo prima, l'arte contemporanea non si occupa di salute e c'è solo qualcuno che lo fa, in questo caso lo sto facendo io a Bologna. Anche perché molte volte l'arte contemporanea rappresenta la malattia. Perfetto. Voi siete perfettamente aggiornati, non ve lo devo dire io. Infatti molte volte alcuni studiosi della mente sostengono che vedere immagini molto violente può innescare anche il processo di malattia.
le fobie, le cosiddette fobie, nascono anche dalla visione di cose... C'è un caso, scusi se interrompo, c'è un caso clamoroso, non so, ne hanno parlato, Pietro, tu me lo devi confermare, sì. La vicenda Tortora, Enzo Tortora, si parlò, sì. E da lì cominciò questa teoria, questa ipotesi, che lo stress dovuto alla carcerazione, all'arresto, sì. Eccetera, certo, eccetera, lo portò poi ad avere... Sì. Tu non sei d'accordo? No, sono d'accordo su questa teoria. No, io credo che lo stress uccide, lo stress uccide sì. E produce modifica il sistema dell'oncogenesi e produce, soprattutto ammazza il sistema immunitario. Dopodiché l'arte e la cultura servono da riequilibrio. Esatto. Mi scusi se l'ho interrotta. Sì. In realtà, quindi, alla fine, che cosa succede tra noi e tra me e gli onconauti? Vengono alle mie mostre, vengono alle nostre conferenze, sì. Sono parte anche loro molte volte dell'organizzazione delle conferenze, perché fanno la pubblicità, fanno tutto quello che sono occupati, li tiene occupati e in più loro iniziano a pensare in modo diverso a quello che è la percezione reale della propria mente. Per cui quando guardano qualcosa, per esempio, selezionano le opere che vanno a guardare, sì. Gli artisti che vanno a guardare, perché visto che la nostra visione, certo, avere una cultura del bene, per cui anche l'estetica fa parte di questa cultura del bene. Quindi se io vado ad una mostra e mi devo sentir male, vado alla mostra dove mi sento bene. Ma quindi per lei la cultura del bene coincide col bello? Sì. Certo. Infatti la cultura greca di cui parlavamo prima, che ha separato il corpo dalla mente, aveva separato anche diciamo, l'arte dalla spiritualità. Infatti per molto tempo abbiamo avuto la mimesi, certo. Cioè il fatto che gli artisti si sono ispirati alla natura. Invece c'era un altro termine, kalogalogatia, che esprimeva un'altra realtà, cioè il bello e il buono devono stare insieme. Questo percorso non è stato fatto purtroppo dall'arte in generale, dall'arte antica fino ad oggi, è stato fatto il percorso della mimesi. Io invece dico, siccome questo concetto era presente in tutte le culture, il bello e il buono stanno insieme per una visione unitaria dell'uomo, io, occupandomi dei valori ovviamente, la percorro. Bene. Perfetto. Daniello, siamo alla fine, ma ci sarà modo di ritornarci perché come sente, certo. Beh, lei è una cosa molto interessante quella che sta facendo, glielo riconosco, e poi soprattutto inserita in questo cosmo, in questo microcosmo. Io direi che possiamo chiudere, Pietro. Beh, direi di sì. Ecco, anche perché abbiamo capito molto di più. Questo è un tema che tratteremo ancora. È una cosa molto ancora. Importante, ci tenevo a dire che il dottor Giordani è oncologo evidentemente, certo, no? Quindi certo, sì, parla con cognizione di causa, non è che si è inventato una mattina, no, è una presentazione che volevo fare, non l'avevo fatta e quindi la volevo dire. Sì. Io ringrazio Michele Daniello, grazie a voi. Gli faccio in bocca al lupo per il suo lavoro, che mi sembra un lavoro interessante, poi ripeto, ci sarà modo e maniera di riparlarne. Ringrazio Pietro Caruso, ringrazio voi per l'attenzione e ci vediamo la prossima puntata. Ci sono dei temi molto interessanti, credo che andremo ad affrontare il 2.0 crisi, vero? Beh, sì. Ecco, crisi perché non si può non parlare di crisi perché non si esce dalla crisi. Si esce dalla crisi. Grazie ancora, alla prossima, arrivederci. Arrivederci.